Allora è con noi mister Giaroni Luca del Seregno. Buonasera. Buonasera. Un commento sulla partita, insomma, una partenza folgorante, l'ho detto più volte nella telecronaca, mi è piaciuto l'impatto proprio, avete messo alla frusta, insomma, una squadra come il Tiene che non è così facile. Dopo un po' forse si sono disuniti. Allora, parto dal presupposto che secondo me se uno non ha visto la partita e guarda solo il risultato pensa che sia stata un po' una partita a senso unico. In realtà penso che i ragazzi stasera abbiano giocato un'ottima partita dal punto di vista dell'intensità, del ritmo, della voglia. Sapevamo che ovviamente venire a fare punti qua a Tiene sarebbe stato molto difficile, anche perché io penso che il Tiene sia nettamente la squadra più forte del girone, per il modo in cui gioca, per il modo come interpreta le partite, per il pressing che fanno e tutto quanto. Quindi sapevamo che sarebbe stato difficile, ci abbiamo provato, siamo stati in partita sostanzialmente fino al gol del 4-1, poi è venuta a mancare un po' di fiducia, siamo un po' disuniti da quel punto di vista. Abbiamo creato comunque tanto, loro hanno sfruttato benissimo le occasioni che hanno avuto, noi invece abbiamo peccato un po' di precisione in fase proprio di finalizzazione dell'azione, quindi poi il risultato parla da solo, però ecco, non penso che sia un risultato giusto per il tipo di partita che si è vista. Sì. Allora c'è l'ultima di campionato? Sabato sì. Contro il Montecchio per Cancino. Giochiamo a Seregno contro il Montecchio, sì, esatto. Quindi giochiamo sostanzialmente la salvezza negli ultimi 50 minuti a Seregno. Insomma, se con un risultato a disposizione e basta. La forza, la determinazione di questa sera penso che sarà dura per gli avversari. Allora, sicuramente noi dobbiamo giocare così, non possiamo permetterci di mollare, di rallentare. Ovviamente magari dal punto di vista tecnico siamo per certi aspetti magari inferiori ad altre squadre, però dobbiamo compensare con quello che è un po' la nostra caratteristica, che è il ritmo, l'intensità, la voglia e l'individualità anche. Sì, abbiamo anche delle buone individualità, però io ho sempre detto ai ragazzi che le individualità non portano da nessuna parte. Ovviamente bisogna giocare sempre di squadra, bisogna sempre aiutarsi in fase difensiva, aiutarsi anche in fase di attacco. A volte l'abbiamo fatto bene, a volte l'abbiamo fatto meno bene, però ti dico, io sono contento di come abbiamo interpretato la partita, soprattutto l'approccio che abbiamo avuto e sostanzialmente, ti ripeto, fino al gol del 4-1 la squadra mi è piaciuta molto. Poi ovviamente dopo è diventato tutto molto molto difficile stasera a un certo punto e gli ho chiesto, ecco, l'unica cosa che ho chiesto ai ragazzi è stata quella di non mollare comunque, perché anche va bene perdere, però c'è modo e modo di perdere le partite, ecco. Non sono soddisfatto ovviamente del risultato, perché sarebbe impensabile il contrario, però sono contento comunque dell'atteggiamento che abbiamo avuto nei 50 minuti, e se manteniamo lo stesso atteggiamento sabato col Montecchio, sapendo che sarà comunque una partita difficile per tanti motivi, perché abbiamo un risultato solo a disposizione, quindi giocherà tanto anche la testa, giocherà tanto anche l'ansia del risultato. Purtroppo ci aspettavamo magari un regalino da Bassano stasera, in realtà non è arrivato, però vabbè, forse meglio così, almeno ce la giochiamo, se arriviamo alla salvezza perché ce la siamo meritata, ecco, non perché ce l'hanno regalata. Esatto. Allora ti ringrazio Luca. Figurati, grazie a voi. In bocca al lupo per l'ultima gara. In bocca al lupo per il vostro campionato, anche voi siete in corsa alla fine. Grazie, saluti a tutti, buona serata. Buona serata.